Buongiorno. Ora, per i bambini, una piccola lezione di teatro. In teatro le parole sono molto importanti, certo, importantissimo anche il gesto, ma io oggi voglio farvi una piccola lezione sulle parole in teatro. Quando diciamo le parole in teatro, bisogna essere espressivi. Cosa vuol dire? Per esempio, prendete questa parola. Ecco, la vedete scritta. Questa parola può cambiare di significato, può cambiare l'immagine che voi vi fate nella vostra testa se io la dico in modo diverso. Per esempio, pensate se io dico questa parola così. Bosco. Uno si immagina un bosco dove vivono chi? Le streghe, gli orchi, esseri fantastici, molto cattivi. Ma se io lo dico così, il bosco è un bosco dove vivono i folletti, dove vivono personaggi così. Per questo io ho scritto una filastrocca molti anni fa, che però adesso vi propongo, che spiega questa cosa qui. Ci sono parole leggere, come piume, vela, amicizie sincere. Ci sono poi parole pesanti, come piombo, odio, pacchi giganti. Ci sono anche parole belle, come luna, sole, cielo e stelle. Eppure parole schifose, come vomito, cacca, limacce bavose. Ce ne sono anche di stupidine, non mi importa, ad esempio, che galline. Eppure ce ne sono di intelligenti, come scoperta, d'impegno e ragazzi attenti. E ci sono poi parole bambine, come bambo, pappa, coccoline. Ci sono, pensa, parole adulte come lavoro auto, io pago le multe. Ci sono anche parole straniere come blackout, countdown, mass media e gruyère. Inoltre ci sono parole veloci come correre, saltare, verdure precoci. E che ne dici di parole striscianti, serpente, sciare, maldicenti? Oppure di tante parole importune che è meglio non dirne che dirne alcune? Meglio forse che tutte le persone dicano poche parole, ma parole buone. Ecco, una cosa che voi potete fare adesso è di rivedere il video, abbassare il volume e provare a dire voi le varie parole. Per esempio, le parole leggere, in cui bisogna far sentire la leggerezza, le parole pesanti, in cui bisogna far sentire il peso, e ci sono le parole belle, dove posso immaginare di essere steso d'estate in un campo e vedere il cielo coperto di stelle, oppure in spiaggia dove c'è il sole, quindi sono felice. E poi ci sono le parole schifose, no? Tutti quanti avete un'immagine di qualche volta di qualcosa che vi ha fatto schifo. Ecco, questo è come si dicono le parole in teatro. Alla prossima!